All'interno della 17ª festa di primavera del ciclismo, primo memorial Edon Baroni ad Uliveto Terme in provincia di Pisa, con l'organizzazione della società ciclistica Montepisano, si ha la gara della categoria allievi, dopo che nella giornata precedente si era svolta la gara per i giovanissimi ed in mattinata quella riservata agli atleti esordienti primo e secondo anno. 17ª trofeo di primavera Credito Valdinievole e del Montepisano, secondo trofeo Remo Vettori alla memoria, secondo trofeo Comune di Vico Pisano, trofeo Edil Lucca, Voce Viaggi, Orificeria Daniele Rinaldi, Coppa Il Patino, Coppa Field Service, Coppa IMGIF, Coppa CIS, Coppa Ciclo Regolamenti e Coppa Studio Frassi Progetti. Primo memorial Edon Baroni, lo abbiamo già ricordato. Partenza, le immagini ci giungono da Uliveto Terme in provincia di Pisa. Il contributo e l'appoggio con il patrocinio del comune di Montepisano, della Proloco di Uliveto Terme, del Credito Valdinievole. La gara riservata alla categoria allievi, una manifestazione che vede iscritti 65 atleti di questa categoria, che hanno quindi un'età compresa tra i 15 e i 16 anni. L'organizzazione generale firmata dal comune di Vico Pisano, l'associazione sportiva Montepisano e dalla Proloco di Uliveto Terme. Una gara che si inserisce nei festeggiamenti di questa 17ª festa di primavera del ciclismo, primo memorial Edon Baroni. Le immagini proprio all'ombra del Monte Serra, e con adesso tranno molto il via. Intanto vi ricordo anche che la giuria è presieduta dal presidente Fabio Falaschi, il componente Andrea Pagliai, il giudice d'arrivo Letizia Marchioro, il direttore di corsa è Renato Baroni, il codirettore Roberto Frassi. Radio corsa a cura del gruppo 4 con operativo Massimo Capocchi, e per quanto riguarda la presenza del comune abbiamo al via Andrea Taccola, dell'assessore allo sport del comune di Monte Pisano. Una prova che, come vi ho detto, vedrà al via alcuni dei migliori atleti della categoria allievi della nostra regione, 65 corridori iscritti, qui gli atleti della Borgonovo Migliore alla firma del foglio di partenza, ma sono ovviamente numerose le squadre al via, oltre all'associazione sportiva Montepisano che organizza questa gara. Abbiamo il gruppo sportivo Borgonovo Migliore, il gruppo sportivo Ciclica Rube, l'Unione Ciclistica Coltano Grube, la Ciclistica Mobiliari Ponzacco, il gruppo sportivo Iperfinish, il Velo Club Seano One, l'Unione Ciclistica Rosignano, il CR Alcistagno, il Team Valdinievole, l'Unione Sportiva Toscogras di Chiesanuova Uzzanese, Unione Ciclistica Mamma e Papà Fanini e la Ciclistica Edil dell'Amico Maggi. Queste le formazioni al via proprio in questo momento. Intanto vi ricordo che il percorso è un circuito particolarmente atipico, perché prevede qualche strappo in salita, qualche piccola salitella per questi atleti, che dovrà essere ripetuto per 24 volte per un totale di 50 km e 400 metri. Un circuito nervoso, come vi ho già detto, con saliscendi e soprattutto con continue curve che possono sicuramente far sì che il ritmo venga spezzato continuamente, e quindi cercare di creare anche una notevole selezione. Siamo con le immagini dalla telecamera fissa nella campagna pisana, immagini suggestive del gruppo che transita davanti alla nostra telecamera. Vediamo adesso un grappello al comando, vediamo maglia Borgonovo, poi Team Valdinievole, Iperfinish, questi primi tre atleti della fuga, ma piano piano arriva tutto il resto. Eccoli qua tutti gli altri atleti del gruppo che sbucano dalla nostra telecamera. Come vedete ci troviamo nel corso del secondo giro, c'è stato già un notevole allungamento del plotone, come vediamo anche da queste immagini. Intanto, mentre con la corsa passiamo nel vivo, siamo al quarto giro di gara, un attacco a 3 con il numero 50, troviamo al comando per i colori della Team Valdinievole Federico Cavallini, vincitore pochi giorni fa
nella gara a Bracelli, poi con il numero 12 Leonard Lisi, con il numero 3 Marco Ciacchini. Una fuga quindi interessante perché vi dicevo, Federico Cavallini, grande vincitore a Bracelli nello strappo in salita, dove ha regolato gli avversari davvero con un bel colpo di mano negli ultimi metri, si trova già davanti. Questi sono invece i più immediati inseguitori. A 14 secondi di ritardo troviamo Roberto Muscas della Montepisano, poi troviamo con il numero 43 Francesco Bettini della Rosignano, con il numero 30 troviamo invece, sempre in questo trappello, Nicolas Cianetti del gruppo sportivo Iperfinish, che adesso è in seconda posizione, mentre chiude proprio Muscas della Montepisano. Questi tre più immediati inseguitori, che come vedete hanno un ritardo minimo dalla testa della corsa. Questi invece sono il gruppo, diciamo questo è il plotone, che è segnalato a 30 secondi dai tre uomini alla comando, che come abbiamo visto hanno i più immediati inseguitori davvero a qualche metro di distanza, quindi potrebbe formarsi anche un sestetto nei primissimi chilometri di gara, in quanto abbiamo percorso appena 5 giri di gara, ancora 3 alla comando, e si stanno riportando su di loro anche i 3 controattaccanti. Federico Cavallini in testa alla corsa, dorsale di gara numero 50, insieme a lui Leonard Lisi con il numero 12 e poi Marco Ciacchini della Montepisano. Si stanno riportando su di loro, l'abbiamo visto in fase di aggancio proprio dalle immagini dalla telecamera fissa, con il numero 8 Roberto Muscas, con il 43 invece si riporta sulla testa della corsa Francesco Bettini, e a concludere il sestetto degli uomini al comando troviamo per i colori del gruppo sportivo Iperfinish Nicolas Cianetti. Intanto con le immagini siamo passati al nono giro di gara, un attacco solitario con il dorsale di gara numero 8, troviamo al comando Roberto Muscas dell'associazione sportiva Montepisano, che organizza questo 17° trofeo primavera del Montepisano, associazione sportiva Montepisano, che quindi ha allestito oltre a questa manifestazione anche quella che si è svolta in mattinata, riservata alle categorie esordienti, e quella nel giorno precedente, che invece ha visto in scena gli atleti della categoria giovanissimi. Muscas, inquadrato in questo momento, atleta al primo anno nella categoria, sta spingendo davvero bene in questo tratto di gara, quando ancora non siamo però al giro di boa di questa corsa, che misura 50 km e 400 metri. Al suo inseguimento segnalati gli ex compagni di fuga, infatti Muscas si era riportato proprio sui 3 uomini alla comando grazie all'intervento dei 3 controattaccanti che avevamo seguito in precedenza, e quindi adesso tutto solo al comando per la gioia degli sportivi locali, quando mancano 15 giri alla conclusione. Si conclude quindi il nono giro di gara. Facciamo sfilare Muscas sulla testa della corsa e aspettiamo i più immediati inseguitori. Con le nostre immagini proprio a seguire il gruppetto degli inseguitori, e sono, diciamo, quelli che abbiamo già ricordato, che facevano parte della testa della corsa fino a qualche chilometro fa, vale a dire con il numero 50 è presente in questo drappello Federico Cavallini, poi con il 12 Leonard Lisi, con il numero 3 Marco Ciacchini, poi con il numero 43 troviamo sulla testa della corsa Bettini Francesco, e con il numero 30 Nicolas Cianetti. Scusate, questa non era ovviamente la testa della corsa, dove è presente, lo abbiamo visto in precedenza, Muscas, ma i più immediati inseguitori. Intanto con le immagini su quella che è un po' alle retrovie del gruppo, che accusa un notevole ritardo. Infatti adesso il gruppo segnalato con un ritardo che supera il minuto primo proprio, quindi davvero bella l'azione di Roberto Muscas dell'associazione sportiva Montepisano, che ritroviamo con le immagini ancora al comando, con le nostre immagini proprio a seguire la fuga solitaria, quando abbiamo percorso 15 giri di corsa. Tutto solo ancora Roberto Muscas dell'associazione sportiva Montepisano, che organizza anche nel mese di luglio un'iniziativa particolare per questa società organizzatrice, che porterà in scena una corsa del tutto particolare, sognando il Giro delle Fiandre, che vedrà gli atleti della categoria allievi impegnati su percorsi similari a quelli della celebre corsa fiamminga. Quindi sarà un'occasione ancora per riscoprire
Intanto vediamo proprio che Muscas sta doppiando alcuni atleti che hanno perso contatto dal gruppo. Dicevo, un'occasione per riscoprire un ciclismo diverso da quello che conosciamo. Sarà una corsa che si svolgerà su tratti di strade bianche, ma anche su tratti di piastrellato nei centri storici dei paesi. Sarà quindi davvero una bella iniziativa, con tratti in pavé anche con pendenze notevoli. Intanto questi sono i più immediati inseguitori di Muscas. Si è formato alle sue spalle un drappello forte di una decina di unità, lo vediamo in questo momento adesso a fare l'andatura con il numero 2, il suo compagno di squadra Omar Ciaciarou, che ovviamente non sta collaborando. Abbiamo visto anche Leonard Lisi, poi a chiudere il gruppetto Federico Cavallini, in una posizione in cui vediamo spesso l'atleta del team Valdinievole, un atleta che sicuramente è particolarmente furbo, particolarmente astuto nel gestire le situazioni di corsa, e sta cercando di cogliere un importante bis per lui dopo la primo successo stagionale ottenuto la settimana scorsa a Bracelli. Per lui una vittoria importante, una vittoria in salita. Lui che sicuramente fa dello scatto, della progressione e dell'ottimo spunto veloce una delle sue armi migliori. Questo è il gruppo, ciò che rimane del plotone, che accusa però un ritardo pesante dalla testa della corsa. Queste sono, come vedete, una decina di unità che stanno inseguendo, diciamo, in terza battuta Roberto Muscas, che è ancora tutto solo al comando, con 40 secondi di vantaggio nei confronti di un primo drappello inseguitore forte di una decina di unità. Questi sono gli inseguitori che si trovano ancora più indietro e che hanno un ritardo di circa 1 minuto e mezzo. Quindi è davvero bella l'azione del corridore dell'associazione sportiva Montepisano, che sta davvero tenendo un ritmo importante, nonostante, vi ripeto, che manchino ancora 9 giri alla conclusione. Quindi ce la sta mettendo tutta l'alfiere della formazione della società organizzatrice per cercare non solo di cogliere il successo, ma anche di fare una vera e propria impresa. Per il momento devo dire che ci sta riuscendo alla grande, perché dietro fanno davvero fatica a tenere il suo passo. Eccolo qua Muscas nelle immagini dalla nostra telecamera, tutto solo ancora al comando, svolta e entra ancora una volta nel rettilineo finale. Si conclude quindi un altro giro, ne mancano 7 alla conclusione. Come vedete anche alcuni atleti del gruppo che adesso stanno per essere doppiati da Muscas. Questo invece sono i più immediati inseguitori, una decina di atleti, li vediamo inquadrati proprio in questo momento. Nel gruppo degli inseguitori abbiamo Jonathan Argentieri, abbiamo Andrea Di Marco per i colori sempre della Montepisano. Con loro abbiamo anche Linas Runzas, sempre per la formazione della società organizzatrice. Poi abbiamo con il 43 Bettini, con il numero 21 troviamo invece in questo drappello che insegue il solitario Massimiliano Susini. Poi presente anche con il numero 55 Mirko Meini. Poi con il numero 30 troviamo invece Cianetti Nicolas, con il numero 12 Leonard Lisi, e con il numero 50 troviamo nei più immediati inseguitori Cavallini e un altro atleta della Montepisano, vale a dire per quanto riguarda sempre i colori di questa squadra, Jonathan Argentieri. Questo è il fuggitivo solitario al comando, ancora per lui quando siamo ai 5 giri dal termine, quindi comincia ad assaporare anche la gioia del successo, perché quando mancano circa 10 km dalla conclusione i più immediati inseguitori sono segnalati a 2 minuti dalla testa della corsa, e i più immediati inseguitori sono gli ultimi atleti rimasti in gara, in quanto tutti gli altri sono stati doppiati da Roberto Muscas, che quindi sta davvero imprimendo un ritmo forsennato, un'azione importante, quella del corridore dell'associazione sportiva Montepisano, della formazione della società organizzatrice, che quindi sta davvero impegnandosi a tutta per cercare di cogliere questo successo. Vi dicevo, lui al primo anno nella categoria, sta davvero dimostrando ottime dote, non solo dal punto di vista della prestazione di oggi, ma sta anche dimostrando ottime doti tecniche, in quanto un circuito che impone continui rilanci a causa delle curve lo sta mettendo sicuramente a dura prova. Intanto è Federico Cavallini a fare l'andatura in questo frangente. Poi ancora abbiamo però gli atleti della Montepisano a fare buona guardia alle sue spalle, anche atleti l'abbiamo visto passare del gruppo sportivo per finish, poi ancora Lisi,
e tutti gli altri che fanno parte dei 10 più immediati inseguitori, che però sono, a questo punto lo vedete anche dalle immagini, non c'è assolutamente accordo nei più immediati inseguitori di Roberto Muscas, che a questo punto si sembrano quasi rassegnati all'idea di lottare per il secondo posto, in quanto l'alfiere della Montepisano è davvero irraggiungibile. Vi ricordo che questa manifestazione organizzata dalla Montepisano si avvale del contributo della Proloco di Oliveto Terme, della Credito Valdinievole, del comune di Vico Pisano, della ditta Edil Lucca, della ditta Voce Viaggi, poi Oreficerie Daniele Nardi, il Patino Phil Service, della ditta MIMGIF, della ditta CIS, della ditta Cioli Arredamenti e poi dello studio Frassi Progetti. Con le immagini ancora con il fuggitivo solitario al comando, che viene incitato anche dagli sportivi locali, il suo vantaggio è adesso di 2 minuti e 10 secondi dalla testa della corsa, quindi ormai irraggiungibile, perché ormai siamo in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo. Un altro giro quindi per Muscas che se ne va, e a questo punto davvero un tripudio, perché per lui questo sarebbe il primo successo stagionale. Lui che, come vi ho già ricordato, è al primo anno nella categoria, è nato il 1 agosto 1996, formazione Montepisano, associazione sportiva Montepisano, che organizza proprio questa gara, quindi penso che a questo punto sarà davvero una festa doppia. Ci chiede delucidazioni sul vantaggio, ma è davvero un vantaggio abissale per lui quando transita sotto lo striscione di arrivo e viene esposto il cartello 2 giri al termine, vale a dire gli ultimi 4 km per il corridore della Montepisano. Aspettiamo adesso il gruppetto dei più immediati inseguitori, eccoli tra non molto inquadrati, e come vedete c'è quasi rassegnazione, in quanto adesso il drappello occupa per largo la sede stradale. Gli atleti addirittura sono gli atleti della Montepisano, che sono lì davanti a tenere leggermente perlomeno accettabile l'andatura, in quanto il vantaggio sale nuovamente a 2 minuti e 10, e mentre tutti gli altri atleti sono stati doppiati dallo scatenato Roberto Muscas dell'associazione sportiva Montepisano. Siamo con il fuggitivo, tra non molto andremo a seguire le ultime fasi di gara. Per lui è già iniziato l'ultimo giro, a questo punto davvero si potrà godere al massimo questo suo successo, primo successo stagionale per lui, che fu terzo nella gara di apertura del calendario regionale toscano, la Coppa Giuseppe Cei, che si corre a Monte San Quirico nel comune di Lucca. Incitato dagli sportivi locali, ormai ha capito che il successo è suo, un successo che davvero è quasi un'impresa, perché fare oltre metà corsa da solo al vento, senza un aiuto, senza nessuno che dà un cambio, non è facile, e non è facile farlo dal primo anno in categoria, perché ricordiamo che lui è un atleta classe 1996, i corridori della categoria esordienti invece hanno sia la classe 96 sia la classe 95, quindi è riuscito non solo a battere tutti i suoi compagni più grandi, ma anche diciamo così, a fare una mezza impresa, perché ci sta riuscendo e sta davvero sbalordendo tutti, continua a rilanciare l'andatura all'uscita dalle curve, nonostante il vantaggio sia superiore ai 2 minuti e mezzo. Adesso segnalato nell'ordine di 2 minuti e 30 il vantaggio di Roberto Muscas nei confronti dei più immediati inseguitori. Davvero bella l'azione del corridore in casacca Montepisano, ancora pochi metri, poche centinaia di metri per lui, entra ancora in questa curva, si alza ancora sui pedali instancabile l'atleta della società organizzatrice, che quindi vuole andare a cogliere questo successo, un successo che gli vale davvero tanto, perché è un successo giunto al termine di una fuga che possiamo definire davvero epica, una fuga che è partita prima di metà corsa, se n'è andato davvero dopo 9 giri di gara sui 24 nel programma, quindi si è fatto circa 30 km, 35 km da solo, e non è poco per questi atleti della categoria allievi. Adesso il breve strappo che caratterizza questo circuito, ormai 500 metri finali per Roberto Muscas, imprendibile ormai da tempo, 2 minuti e 40 adesso il vantaggio nei confronti del resto degli atleti rimasti in gara. Tra non molto entrerà nel rettilineo finale, 300 metri ancora per lui, si alza nuovamente sui pedali, tra non molto svolta a destra, si entra nel rettilineo di arrivo. Eccolo qua Roberto Muscas, che quindi si appresta ad alzare le braccia al cielo per celebrare
questa vittoria, lo fa con diversi metri di anticipo, ormai non ha da temere niente, non deve temere il ritorno di nessuno, ha anche il tempo per aggiustarsi la maglia e per transitare tutto solo sotto il traguardo e andare a vincere la corsa valida come 17° trofeo di primavera del Monte Pisano. Vince Roberto Muscas proprio per i colori dell'associazione sportiva Monte Pisano. Ci sarà la volata del gruppetto, intanto festeggiamenti meritati per Muscas insieme ai suoi compagni e ai dirigenti della sua formazione. Eccola qua la volata del drappello per il secondo posto, Cavallini in testa, prova però ad uscire Susini, ma è un atleta della Monte Pisano che esce lungo le transenne, quindi è Runzas, Susini, Meini, Cavallini, Di Marco, Argentieri, Ciaroui, Lisi e Bettini. Dominio assoluto di Roberto Muscas, ma credo oggi sia la vittoria del Monte Pisano. Sì, un secondo posto del mio compagno, una gara molto bella, molto bella. Allora, quando sei partito mancavano molti chilometri all'arrivo, pensavi di andare in fondo o aspettavi che magari ti raggiungesse qualche tuo compagno di squadra? Ma all'inizio ho dato tutto, in 2 giri ho dato veramente tutto, poi sono riuscito a prendere un bel passo con le gambe, ho visto che incrementavo ancora tanto tempo e sono arrivato all'arrivo. Sei al primo anno in categoria, ma mi sembra che tu stia andando molto bene. Sì, ho fatto la prima corsa un terzo alla Coppa CEI, poi sono cascato, mi sono rotto un dito, ho avuto un gesso 2 settimane, adesso mi sono ripreso e bene, ho fatto una bella vittoria. Ho detto a Roberto, vittoria di Roberto Muscas, ma soprattutto oggi vittoria del Monte Pisano, che credo tu abbia condotto molto bene, ma i ragazzi si hanno comportati in maniera veramente ottimale. Sì, devo dire veramente si sono aiutati l'uno con l'altro e sono ragazzi affiatati, è la maggior dote che hanno loro in questa squadra. Roberto è andato via da solo e ovviamente è andato fortissimo, però con dei compagni dietro che hanno lottato fino all'ultimo per fargli prendere il vantaggio, quindi veramente una vittoria di squadra, un bravo a tutti e un bravo a Roberto. Credo che con questi ragazzi, anche con lui di primo anno, tu ti stia levando grandi soddisfazioni. Quest'anno forse meno successi dell'anno scorso finora, ma una compattezza di squadra riesci a trovare che forse in passato non era facile trovare. Sì, è vero, devo dire che è difficile trovare una squadra affiatata, vedere un corridore che viene doppiato dal suo compagno e alza le mani quando lo vede che è in fuga e tante altre cose. Sono della prima gara, Roberto è arrivato terzo alla Coppa CEI, poi ha avuto una frattura a un braccio, i ragazzi non sono mai usciti dai primi 3, non si sono mai dati per vinti anche quando non arrivava la vittoria. Oggi è arrivata, diciamo, nel giorno migliore, dove abbiamo organizzato noi, dove la gara era dedicata a mio zio, quindi una doppia soddisfazione. Roberto Frassi, direttore di corsa oggi, ma soprattutto credo emozionatissimo presidente per quello che hanno fatto questi ragazzi. Sì, emozionatissimo perché siamo a casa nostra, abbiamo avuto un buon risultato, ottimo direi, primi, terzi e quinti, e questo viene a compimento della gara clou della 2 giorni ciclistica, giovanissimi, esordienti e allievi, e questo è un coronamento di tutti quelli che ci stanno intorno. Vedi, qui mi fanno risorridere perché sono i fans del Monte Pisano. Volevo dire che ci fa piacere perché questo è un successo nostro, di tutti quelli che ci sono vicini, i nostri sostenitori, i nostri sponsor, gli amici, i consiglieri, i direttori sportivi. Io credo che i direttori sportivi per stare dietro a questi ragazzi sono quelli che si sacrificano enormemente, mettono a disposizione la loro capacità, la loro bravura, la loro pazienza, e quindi anche a loro che va un plauso, un riconoscimento particolare. Ci auguriamo che nel proseguo della stagione di conseguire anche risultati importanti. Abbiamo una squadra buona, perché è una squadra che, visto, vince con più atleti, si piazza nei primi 5 o 10 non sempre con gli stessi atleti, ma diversificando gli atleti, quindi vuol dire che dei 9 allievi che abbiamo, molti, o direi tutti, sono competitivi, e questa è la bravura della preparazione e anche degli stessi atleti, perché gli atleti riescono con assiduità a essere presenti e soprattutto riescono ad essere amici, a stare insieme. Questo in queste categorie è molto importante. Andrea Ottaccola, assessore allo sport del comune di Vico Pisano, una bella 2 giorni, varie gare, credo veramente un'organizzazione ottima e che fa onore al vostro comune.
Sì, noi ci teniamo a ripetere questa manifestazione, è già la terza edizione che facciamo qua a Oliveto, è stata veramente una 2 giorni importante perché ha visto ieri moltissimi esordienti, moltissimi giovanissimi, stamani la gara degli esordienti e oggi gli allievi. Siamo veramente contenti perché noi puntiamo su questo sport e crediamo in questo sport come amministrazione, tant'è vero che noi stiamo lavorando proprio con il presidente della Montepisano per avere, per cercare di costruire qua proprio in questa zona dell'arrivo un ciclodromo per proprio avviare i giovani a questa meravigliosa attività. Noi stiamo lavorando, speriamo, sappiamo, io lo dico, sappiamo che arrivano dei soldi in Toscana per i mondiali del 2013, noi confidiamo di prendere qualcosa per questo. Comunque è stata veramente bellissima perché poi c'è stato un meraviglioso epilogo oggi pomeriggio con la vittoria proprio con la squadra di casa, che veramente è stata una vittoria proprio di squadra. Abbiamo visto questi ragazzi fantastici che hanno proprio onorato anche il trofeo messo a disposizione della società organizzatrice in memoria di Baroni Edo, sicché possiamo dire che anche questo trofeo siamo orgogliosi che ci rimanga sul nostro territorio.